La prima sera del santuario di Montallegro aperto di notte. Un pienone un po' aspettato e di cui sono molto grato, perché è come l'occasione per riconsegnare il santuario e questo luogo meraviglioso scelto dalla Vergine alla gente di Rapallo e alla gente della nostra diocesi. La serata di questa sera che abbiamo appena concluso è stata interessantissima, perché attraverso una carrellata di volti di Maria ne abbiamo colto il mistero, la spiritualità, ma anche l'umanità, la maternità. È stato come una grande lezione che ci ha affascinato ancora di più ad onorare la Madonna e a sentirla come nostra madre. Uno scenario unico. Veramente una serata eccezionale, veramente un ambiente del tutto particolare, una serata emozionante e fantastica. Proprio una novità, no? Assolutamente sì. È andato al di là di ogni aspettativa, con una larghissima partecipazione ed è veramente suggestivo. L'avevamo avuto un'anticipazione l'altra notte quando abbiamo fatto il test positivo che ha dato l'ok definitivo per la funivia in notturna, e proprio a circa metà del tragitto dietro il santuario con questa illuminazione così bella, così suggestiva, e a valle il Rapallo e tutto il golfo del Tiguglio illuminato. Veramente è uno spettacolo unico che abbiamo dato la possibilità a tantissime persone, e lo faremo anche in futuro, di poterlo apprezzare al meglio. Una scalinata gremita. Veramente senza precedenti, veramente una serata indimenticabile che vorremmo ripetere nel corso del tempo per consolidare sempre di più questo rapporto tra Rapallo e il suo santuario e Montallegro. Siamo appena partiti per il ritorno. Sì, siamo appena partiti per il ritorno dopo l'evento qua a Montallegro, dove abbiamo avuto Sgarbi qua per i tramonti a Montallegro, e ora torniamo giù con la funivia che proprio per queste occasioni è stata implementata per farla viaggiare anche di notte. Direi una bella serata, tutto ha funzionato. Sì, una serata stupenda, bellissima, con una grossa affluenza di gente. La funivia ha avuto anche il suo bel successo, infatti siamo quasi a mezzanotte e stiamo scendendo adesso dopo la bellissima serata con Sgarbi. Ci sono stati dei lavori straordinari che avete fatto in tempo record, possiamo dire così? Sì, diciamo di sì, perché per far funzionare la funivia anche di notte è stata implementata di alcune varie operazioni, tra cui le luci sui pali. Infatti vedete, i pali sono illuminati, c'è stato fatto dei tagli delle vegetazioni sotto i pali per fare in modo che in caso di emergenza si possa poter uscire meglio le operazioni di recupero. Ecco qua abbiamo passato il primo palo, vediamo questo splendido spettacolo, questa fotografia. Questo è il bello della funivia che viene giù da Montallegro, perché e che tra l'altro è l'unica funivia in tutta la Liguria. È l'unica funivia in tutta la Liguria, e questo spettacolo di notte da poco è l'unica anche per quello. È l'unica funivia che, oltre a essere l'unica in Liguria, è l'unica anche di notte. Ecco, possiamo distinguere, se mi descrive un po', il porto? Sì, si vede il porto laggiù, e poi si vede in lontananza, si vede fino al promontorio di Portofino, Si vede tutto Rapallo e ovviamente tutto il promontorio dove si vede Santa Margherita e anche Portofino. Si vede praticamente tutto il Tiguglio, Ecco, secondo ponte, tutto tranquillo, l'equipaggio funziona. Sì, diciamo di sì, tutto bene, dai. Questo quanto va avanti i tramonti di Montallegro, quando finiranno? Allora, i tramonti di Montallegro, domani sera c'è la seconda serata dei tramonti di Montallegro, dove c'è Giacomo Porrati, e che farà un intervento lui, e poi il 6 di agosto, lunedì 6 agosto, dove ci sarà Michele Placido.
Intanto vediamo all'orizzonte questa luce che è l'altra gabinovia che sale. Esatto, l'altra gabinovia che sale e più in giù c'è il terzo palo che poi andremo a passarci sopra. Ecco, siamo quasi a incrociare con l'altra gabinovia e poi siamo quasi a metà della strada, ecco, diciamo. Quali sono stati i lavori principali per avere l'autorizzazione a viaggiare di notte? Allora, i lavori principali sono stati fatti che sono stati dovuti illuminare i pali, sono stati dovuti mettere dei fari proprio sulle le gabinovie e è stato fatto degli interventi anche alle macchine perché per il viaggio di notte c'è un intervento diverso del motore. Non sono molto tecnico, di conseguenza non saprei proprio precisamente, e in più c'è stato fatto degli interventi, dei tagli della vegetazione sotto per in caso di emergenza poter fare il soccorso senza l'uso dell'elicottero. Ecco, con Giuseppe, se ci giriamo, poi ci giriamo subito che c'è giù. Com'è andata la serata secondo lei? Benissimo, direi. Molto bene. Anche questo viaggio in funivia di notte? Di notte, quando scendiamo, glielo so dire. No, procede tutto bene. Sì, scherzavo, no, perfetto, perfetto. Non possiamo dire se c'è già stato perché è la prima serata. Beh, di notte sicuro, di giorno combinazione ci sono già stato. Sì, sì. Da dove viene lei? Beh, io sono di Novara, però la maggior parte del tempo sono qui a Rapallo. Ci conosceva già questo posto. Sì, grazie, sì. C'è qualcuno di Rapallo qua? Prendiamo Americo il macchinista, tutto bene? Adesso sono vetturino in questa maniera. Sì, sono tutto bene. Sono salito adesso a bordo, che sono sempre rimasto nelle stazioni, per dare il cambio al mio collega. Ci sono due note tecniche da dire, no? Che di notte si viaggia in meno, come sono? Allora, non si viaggia più a 7 metri al secondo, ma bensì a 5. La forza del vento è ridotta da 40 a 30, per cui viene sospeso il servizio se supera i 30 invece che 40, come di giorno. La portata o il buio si riduce da 24 a 15. E poi abbiamo altre cose come il soccorso alpino, pronto a intervenire. Viene allertato quando noi viaggiamo di notte il capo dei vigili del fuoco, che sappia che noi stiamo viaggiando. E quindi è diverso che di giorno, è diverso. Comunque è in totale sicurezza. Sì, tutto il gruppo elettrogeni a monte e a valle pronti a partire per illuminare le stazioni in caso di blackout e tutte le luci di emergenza che ci sono già normalmente in funzione tutto l'anno, tutte in perfetta efficienza. Ecco, intanto stiamo arrivando, siamo al primo palo. Sì. L'impressione è che in discesa si cammina di più, però no. Dipende, sì, è uguale. Condizioni climatiche pari, è uguale. Questa sera non c'è nemmeno un filo d'aria. No, si sta bene, si vede bene. Anzi, prima col gruppo che avevo in cabina, io ho spento le luci interne e si vede ancora meglio fuori. Ecco, perfetto. Solo che non potevo farlo prima perché facevate l'intervista, se no da su. Ah, ho capito. Grazie Enrico. Prego.
Il Signore ha posto nel creato, nell'universo, nella bellezza dell'universo, il segno del suo amore, il segno della sua onnipotenza. È la bellezza che ci parla nel paesaggio, nei fiori, nel cielo, nell'acqua. E allora al centro ha posto l'uomo perché dell'universo fosse colui che diventa collaboratore a questo progetto d'amore, di giustizia e di pace. E allora Dio, che è l'origine, la fonte di ogni benedizione, fonda il dono della sua grazia su ciascuno di noi, sull'operato di tante persone, benedica i loro sogni, i loro sforzi, il loro impegno per un mondo nuovo, per un mondo migliore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, e adesso andiamo col taglio del nastro. Buona Expo, buona 10ª edizione di Expo Alta Valtrebbia. Con soddisfazione è stato tagliato il nastro di questa 10ª edizione, tante novità ma mantenendo però le tradizioni sempre ben solide. Molto ben salde, perché la nostra idea di Expo e il nostro principio principale è mantenere, far conoscere e far crescere le persone che lavorano sul nostro territorio e le nostre aziende. Per questo è nato questo Expo 10 anni fa e noi cerchiamo sempre di migliorarlo, ingrandirlo, fare tutto quello che possiamo fare per renderlo più interessante. Ma il punto cardinale e il punto principale della manifestazione sono tutti loro, i nostri espositori, i nostri artigiani, tutte le aziende agricole che vedete, tutte le persone. Da loro parte l'Expo, poi c'è l'associazionismo, poi c'è tutto il lavoro che c'è dietro. Senza di loro però, che creano attività, che creano lavoro, che creano indotto, non ci sarebbe tutta questa grande festa. Raccontiamo alcune chicche di questa Expo. Allora, come abbiamo detto prima, che c'è moltissimo entusiasmo sul campionato mondiale del canestrello che si svolgerà domenica pomeriggio. Abbiamo quasi 25 iscritti già, perché hanno capito e hanno voluto proporsi per far promuovere questo prodotto canestrello, uno dei simboli del nostro territorio. Ci sarà la possibilità di girare in mongolfiera tutti e 3 giorni, da circa le 5:30, dalle 17:30, dalle 16 fino alle 20, possibilità di vedere la Val Trebbia e il fiume Trebbia dall'alto e vedere anche tutto il nostro allestimento della manifestazione. Potete vedere i falconieri di Sua Maestà, c'è tantissima attività per i bambini, laboratori, c'è addirittura, che per noi è una cosa normalissima ma per molti è la novità, alle 18 di tutti i giorni la possibilità di mungere una piccola capretta e poi il latte verrà utilizzato dall'azienda agricola per creare il formaggio. Tantissime attività, come dicevo, incontri anche istituzionali, si parlerà di PSR del territorio, territoriali, si parlerà dei nostri prodotti, funghi, canestrello come vi dicevo, rosa, ma ci sarà anche tanto spazio per il divertimento. Tanti giovani, quindi ci sono i presupposti perché dai 10 anni si prosegua. Certamente, e in edizioni come queste, che sono iniziate con un po' di fatica perché abbiamo avuto, come abbiamo detto e ribadito, un po' di problemi per il tempo, ripartire oggi, essere qua, tagliare il nastro con tantissimi ragazzi, come avete visto, con la maglia rossa come la mia, è quello che ti dà la voglia, la carica per dire va bene, stiamo facendo una cosa che va fatta in un certo modo, si continua, si va avanti con ancora più voglia. Siamo alla 10ª edizione di una Expo che possiamo dire è frutto del lavoro e del volontariato. Forse è la grande forza questa delle manifestazioni come questa che mettono in risalto il territorio. Io dico sempre, se non ci fosse il volontariato questo paese sprofonderebbe. Noi quello che facciamo come azioni politiche chiaramente va a buon fine, vede dei risultati, anche perché sui territori noi abbiamo tantissimo volontariato che poi si esprime in diverse forme. Io, ad esempio, posso citare quello che più riguarda il mio assessorato, ad esempio l'antincendio boschivo. Noi abbiamo 2000 volontari in Liguria che ogni anno ci aiutano a gestire il problema incendi boschivi, e se non ci fossero loro avremo grossa difficoltà a gestire queste emergenze. Quindi io dico sempre santi volontari, perché se non ci fossero avremmo veramente grossi problemi, specie in momenti in cui la finanza pubblica è sempre più ridotta e le difficoltà sono sempre di più. Quindi grazie al lavoro di queste persone che sottraggono tempo alla loro famiglia, al loro hobby, insomma alle loro attività principali, si dedicano con passione, cuore, determinazione, con tanto
tanto amore a queste attività sociali, direi, che sono imprescindibili dalla buona riuscita di qualsiasi manifestazione, operazione, evento e anche soccorso. Abbiamo sentito il sindaco richiamare anche però le difficoltà di rimanere in un territorio lontano dai centri urbani, il desiderio di farlo ma anche una necessità di un supporto da parte delle istituzioni. Che cosa possiamo rispondere a queste istanze? Dal costo dello smaltimento dei rifiuti al costo dell'acqua, insomma tante problematiche. Devo dire che sono problematiche che conosco perché ho fatto il sindaco fino a 3 anni fa, quindi conosco, le ho vissute da vicino, ero in un paese piccolo dell'entroterra, quindi purtroppo quello che dice il sindaco è la sacrosanta verità. Abbiamo problemi infrastrutturali enormi, un gap infrastrutturale che ci divide dal resto dell'Europa sicuramente in modo importante, e questo incide negativamente anche e soprattutto sulle nostre imprese, non solamente sulla nostra vita quotidiana, i trasporti scolastici ad esempio, ma anche le nostre imprese che spesso non riescono a stare sul mercato perché magari sono in territori molto aspri, difficili, dove non ci sono le infrastrutture viarie necessarie, e quindi questo è un problema enorme. E la difesa del suolo, abbiamo un territorio molto fragile, a livello idrogeologico è il più alto a rischio a livello nazionale, abbiamo un indice di boscosità che supera il 70% ed è anche qui siamo purtroppo è un record negativo per la Liguria, quindi abbiamo una serie di difficoltà che però possono essere trasformate in peculiarità, in qualcosa, attraverso chiaramente dei processi politici, in qualcosa che possa creare sviluppo. Parto ad esempio da quest'ultima informazione sull'indice di boscosità, cioè che il 70% e oltre del nostro territorio è caratterizzato da boschi, perché poi l'abbandono dei terreni, quindi ogni anno il bosco cresce sempre più. Se noi riusciamo a attivare delle politiche che rendano facile l'insediamento di imprese forestali, quindi di imprese che si occupino di silvicoltura, sicuramente sarebbe un motore di sviluppo importantissimo per le nostre imprese. Io credo che fondamentalmente il problema principale adesso dei territori, al di là degli investimenti che poi si possono fare in misura molto ridotta perché i fondi pubblici sappiamo bene che diminuiscono sempre più, bisogna creare quel valore aggiunto alle nostre aziende, quelle che ancora resistono sui nostri territori, nei comuni dell'entroterra prevalentemente. Creare quel valore aggiunto significa far capire al consumatore finale che in quel prodotto che sta comprando, si sta accingendo ad acquistare, non c'è solamente un prodotto dalle eccellenti qualità organolettiche, quindi un prodotto di altissima qualità, ma c'è anche la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, valori fondamentali per la crescita del nostro paese e soprattutto delle nostre valli, che non dobbiamo mai dimenticare. Il piano di sviluppo rurale che risposte sta dando? Allora, noi ad oggi abbiamo emesso 66 bandi con 228 milioni di euro a bando. Sino ad oggi abbiamo emesso circa 85 milioni di nulla osta finanziaria, significa per 85 milioni di euro abbiamo autorizzato la spesa, quindi le imprese possono spendere e fatturare, quindi rendicontare alla Regione. Abbiamo pagato i primi 35 milioni alle imprese. Sono i primi timidi segnali di un PSR che è partito in grandissimo ritardo, con tantissime difficoltà. Ieri ho fatto 4 ore di riunioni in AGEA, che è l'Agenzia Nazionale per l'Erogazione in Agricoltura, che è quella che poi ha creato, ahimè non per colpa di AGEA ma per colpa di scelte politiche non fatte nel passato, perché le avessero fatte sbagliate, invece dico non le hanno proprio fatte, un'agenzia che ha creato un intoppo, ma a livello nazionale. Infatti l'Italia è ultima a livello di spesa in Europa. Ieri ho fatto 4 ore di riunione con i tecnici miei, diciamo, di regione e con quelli di AGEA. Abbiamo convenuto alcune semplificazioni normative da applicare e anche alcune agevolazioni per l'emissione dei bandi. Ad esempio noi ci troviamo nel Gal Verde Mare, qua in questa zona che è capofilato dal Parco dell'Antola, e loro a settembre potranno uscire con i primi bandi. Questo sicuramente è un segnale di attenzione verso il territorio, e oltre a questo abbiamo anche in queste aree Antola Tiguglio, diciamo, il progetto strategia aree interne, strategia nazionale. Questo è il primo finanziamento, diciamo il primo progetto che parte. Stanno lavorando sulla viabilità, sullo sviluppo economico, sulla sanità e sulle scuole, sull'istruzione, e credo che anche qui ci saranno 5-6 milioni a disposizione che andranno a buon frutto se i sindaci, come in questo caso, saranno molto uniti e evidenzieranno delle strategie locali, diciamo,
uniche, unitarie e non, diciamo, non saranno tirati da questo campanilismo che porta sempre ad avere qualcosa in più degli altri, ma che vengano diciamo, attivate le politiche sul territorio che diano risposte a tutti. Si è inaugurata questa 10ª edizione dell'Expo, tanta fatica però tanta soddisfazione anche. Sicuramente sì, tantissima soddisfazione, anche se ieri purtroppo il maltempo ci ha dato qualche imprevisto e qualche danno che abbiamo rimediato in nottata, però è stata una grande soddisfazione. Siamo giunti a questa 10ª edizione, il Parco dell'Antola ha sempre partecipato all'Expo sin dalla prima edizione, negli ultime 3 diciamo in maniera un pochino più ingombrante perché abbiamo partecipato con il Palalupo alle prime 2 edizioni e adesso con il Palantola. Quindi insomma diciamo che è una collaborazione con Alessio Bianchi meravigliosa e non solo per l'Expo ma anche per Euroflora, è stata una bellissima esperienza. Che cosa proponete nel Palantola? Allora il Palantola diciamo che per questo primo anno come Palantola abbiamo una serie di convegni un po' sul lupo, su argomentazioni del parco ma soprattutto sul GAL. Faremo degli incontri proprio verso il territorio per parlare di GAL e delle prossime bandi che apriremo da settembre in poi. Quindi invitiamo tutti a venire a visitare questo territorio al di là anche dell'Expo che si svolge in 3 giorni. Certamente, questo è un territorio meraviglioso. Il sindaco diceva che Hemingway la definì la Green Valley ed è vero, è una valle verde stupenda e forse un po' selvaggia, però credo che questo sia il bello della Valtrebbia. Siamo arrivati alla 10ª edizione di una iniziativa che è partita, come lei stesso ha ricordato, da lei. Oggi la vediamo da lei e da un suo assessore insieme a un gruppo di volontari e sta andando avanti con i figli già dei volontari. Oggi la vediamo con una maglietta rossa. Che cosa rappresenta questa maglietta? E questa è la maglietta, il distintivo di questi volontari che hanno lavorato in questi giorni. Me l'hanno donata e mi hanno detto: la porteresti il giorno dell'inaugurazione? E io altro che estremamente fiero, e che lo ricevo, come ho detto prima, fiera anche la fascia tricolore che ci è andata sopra, perché questa è la testimonianza di chi ha veramente dato tutte le giornate e le notti perché questa manifestazione avesse questo grande successo. Nella giornata inaugurale la visita a quella che diventerà un po' una perla anche del vostro territorio. La chiamo sempre la Fiat per Torino, per noi l'Alta Valle è la fabbrica dove venivano imbottigliate qualche anno fa, quasi 4 anni fa, un'acqua meravigliosa. L'Alta Valle è un'acqua che è tra le migliori 4 acque italiane, non stiamo dicendo una cosina da poco, cioè in Italia ci sono centinaia di acque oligominerali e minerali, ma questa è una delle migliori acque italiane. Abbiamo trovato il modo di riprendere un discorso, un filo che si era un po' una matassa che si era un po' ingarbugliata, la stiamo aprendo piano piano. Siamo riusciti a trovare dei compratori di acque alle Canarie, in India e in Sud America, e questo è diciamo così, è il punto di partenza perché tutto riprenda nuovamente e dia quell'indotto economico ed immagine a una valle che ne ha veramente bisogno. Quante persone potrebbe occupare questo stabilimento? Può arrivare a una produzione, a 15 posti di lavoro come era nel passato, e se le cose vanno bene, facendo una captazione di altra acqua vicino alle prime opere di captazione, si potrebbe sicuramente aumentare la produzione, perché potremmo arrivare a produrre un 40-50 milioni di bottiglie all'anno, e con questo sicuramente aumenterebbero i posti di lavoro. Questo per noi è importante, tutto il resto è soltanto un'immagine così, ma i posti di lavoro qua sono fondamentali per ricreare qualcosa all'interno. Il volontariato è l'anima di questa manifestazione, è l'anima di questi paesi, di queste località montane, belle dal punto di vista paesaggistico, ma a volte anche distanti dai centri, distanti da quei servizi di cui hanno bisogno. Lei ha richiamato proprio anche le istituzioni a dare un aiuto perché le popolazioni rimangano, che poi sono la salvaguardia del territorio. Certo, la statale 45 sarebbe veramente il punto di partenza per creare così un pendolarismo che poi è la base di un ripopolamento della valle, ma rimane comunque qualcosa di importante a livello di quelle che sono le tasse vere e proprie, come ci dice la gente. L'acqua costa carissima, eppure l'acqua qui è abbondante. Avremo sicuramente dei problemi poi per quello che riguarda il conferimento dei rifiuti solidi urbani, e questo costerà forse ancora di più, e noi ci dobbiamo battere perché abbiamo anche delle prospettive nuove per fare qualcosa di importante e nuovo, ma vorremmo che le istituzioni ci venissero un pochino più incontro.
e capissero un pochino quali sono i nostri problemi per risolvere alla base. E ripeto, non possiamo fare dei piani di sviluppo delle aree interne se non abbiamo la gente sul territorio, soprattutto i giovani. Noi stiamo lottando per mantenere la gente sul posto, la scuola. Il Comune di Rovigno si sobbarca le spese di quello che è l'asilo, la scuola elementare e le medie. Forse si riuscirà a creare qualcosa di superiore a Toriglia, speriamo, perché tutto questo sarà veramente importante per mantenere il territorio, il presidio del territorio da parte della popolazione. E qui all'Expo di Giovani ne abbiamo visti tanti, quindi un plauso anche a chi è riuscito a mantenerli in queste località. Sono anche giovani che vengono soltanto d'estate purtroppo, perché purtroppo per tanti motivi da molta gente d'inverno, finite le ferie, le vacanze, ritornano a Genova, ritornano a Milano, ritornano anche a Chiavari per dire, quindi questo ci preoccupa tantissimo perché l'età media comincia a salire troppo nel nostro territorio. Perché questo nome? Il nome arriva dal fondatore della torrefazione, che è il signor Isola Albino, che è stato un personaggio illustre della storia del comune di Rovegno. E lui, residente a Isola, e a metà degli anni 50 ha fondato questa torrefazione portando proprio il suo nome. E da lì fino ai giorni d'oggi la torrefazione esiste grazie poi a mio zio, il quale ha preso le redini direttamente dal signor Isola, che gli ha concesso l'azienda quando per questioni di età ha dovuto abbandonare. Isola quindi è proprio una frazione del comune di Rovegno? Esattamente. Isola è una piccola frazione del comune di Rovegno che ha dato anche il nome a questo signore che è stato anche il primo sindaco nel dopoguerra, e il quale ha avuto l'idea di creare questa piccola azienda che ancora oggi vive proprio con le stesse tradizioni di un tempo. In quanti siete? Che tipo di attività si svolge nella torrefazione? È una torrefazione di carattere artigianale, siamo soltanto io e mio zio a lavorare al suo interno e quindi di conseguenza abbiamo mantenuto esattamente tutte le tradizioni di un tempo. Utilizziamo sempre gli stessi caffè, utilizziamo sempre le stesse procedure e quindi di conseguenza nulla è cambiato. Siamo in una sorta di isola che non c'è. Che particolarità ha il vostro caffè? È un caffè artigianale, quindi di conseguenza è un caffè che incontra un gusto forte, con i palati diciamo molto, molto tosti, perché comunque le persone che vivono su di qua sono persone di una volta, gente determinata, gente con la testa improntata sul lavoro, che ha voglia di fare, e quindi di conseguenza anche il caffè segue questa ideologia, deve essere un caffè forte, deve piacere, quando incontra il palato deve coinvolgerlo tutto al 100%. Un prodotto tipico di Rovegno, proprio della località Rovegno, del comune di Rovegno, è il quadrello, che prende il nome dalla sua, diciamo così, forma, ma ha una particolarità rispetto al canestrello. Siamo insieme a Mauro Biasotti, che è il titolare dell'omonima pasticceria. Quali sono le particolarità del quadrello? Le particolarità del quadrello sono innanzitutto le materie prime, burro, zucchero, diciamo di eccellenza. Poi sostituiamo a quella che è la classica farina 00 a una farina di castagna della zona, quindi mettiamo un 50% di farina di castagna della nostra valle e un 50% della farina di castagna della nostra zona, ecco. Diciamo che al palato è simile come impasto a quello del canestrello? Sì, diciamo che alla base è una pasta frolla, solamente che poi quando si degusta lascia quel sapore di castagna particolare, ecco, che non lascia il classico canestrello genovese, ecco, praticamente. L'attività dolciaria è molto diffusa in questa vallata, in queste località? Sì, diciamo di sì, noi puntiamo tantissimo sui prodotti tipici. Primo è senza dubbio il canestrello genovese, dopo poi appoggiamo altri prodotti quali possono essere il pandolce genovese, le varie torte da cerimonia, paste fresche, torte farcite, tutto quello che è un pochino la pasticceria genovese, ecco, in genere. Quali sono i mesi, i periodi in cui si lavora di più? Beh, noi indubbiamente, essendo una zona di villeggiatura, lavoriamo tantissimo nel mese di agosto, luglio e settembre. Settembre siamo avvantaggiati se riusciamo ad avere anche qualche fungo, perché quei funghi, allora la gente si muove un pochino e allora frequenta molto volentieri queste zone qua. Comunque anche d'inverno non disdegna chi ama la tranquillità
e le zone incontaminate, vedere un po' di neve, un po' di freddo, un po' di ghiaccio, quindi abbinare anche i nostri prodotti, diciamo, a questa meteorologia. Sulle note di Masseghe penso, con questo eclettico sindaco, avete un sindaco veramente che sa far di tutto. È vulcanico, bisogna tenerlo a bada, è veramente fantastico. Oltre ad aver suonato il pianoforte è stato anche un suo insegnante. Sì, certo, è stato mio insegnante di fisica e di geografia alle superiori. Allora, siamo con Michele Ravera, che è il titolare dell'azienda agricola che porta il suo nome ed è anche il presidente del consorzio della quarantina, e tra gli stand di Expo Alta Val Trebbia c'è appunto anche un'esposizione di questa patata. Quanto è diffusa la coltivazione da queste parti? Ma dunque, il consorzio della quarantina ha cominciato negli anni 80 con Massimo Angelini, il recupero delle varietà tradizionali dell'Appennino che si stavano perdendo. Ha fondato il Corepa, che poi è diventato Consorzio della Quarantina, che tutt'oggi funziona bene e vende tramite i sacchetti del consorzio, che è un sacchetto da 2 kg, le proprie patate. Quindi qui dietro c'è l'indicazione delle nostre patate di montagna che sono molto ricercate per, diciamo, la bontà della patata, che qui trova il suo habitat, diciamo, naturale. Insomma. È stata un'idea lungimirante quella di costituire un consorzio di questo tipo specifico di patata, che l'ha notevolmente valorizzata. Sì, certamente l'ha valorizzata, l'ha fatta, diciamo, conoscere a un pubblico più vasto di quello che è l'areale di coltivazione, ed oggi è una patata molto ricercata. Abbiamo anche qua un esemplare nuovo, no? Questa, sì, qui ci sono i tipi tradizionali. Ora io ne ho un campione limitato, cannellina nera, quarantina bianca genovese, con le tipiche fossette rosa, e la quarantina prugnona. Questo invece è un progetto molto significativo, molto importante del consorzio, che ha riprodotto, diciamo, dal seme vero della patata, ha estrapolato con un lavoro molto lungo a cura di Fabrizio Bottari della Val d'Aveto questo tipo di patata, che è figlia della quarantina bianca, ed è l'unica patata diciamo, del territorio nata veramente sul territorio, perché come tutte le altre patate sono state importate dalle Americhe, diciamo così, insomma. E poi un altro prodotto tipico è lo sciroppo di rosa? Lo sciroppo di rosa, che è tipico dell'areale genovese. Infatti a Genova è molto diffuso e apprezzato. È un procedimento, diciamo, laborioso, con rosi antiche, e la bellezza, diciamo, di questo prodotto è che si può consumare sia d'inverno sia d'estate. Quindi d'inverno magari caldo lo davano agli atleti, tonificante, piuttosto che d'estate freddo, diluito in acqua, o come guarnizione a un gelato bianco. Insomma, di agricoltura si vive ancora da queste parti a Rovegno? Diciamo che è dura, ma si può vivere facendo, diciamo, cose di qualità, come ad esempio i grani antichi. Questo è l'ultimo mio prodotto, quindi ci sono 9 grani antichi montani, che qui si sono adattati meglio dei grani commerciali, perché, diciamo, sono grani di montagna con molto meno glutine, grani teneri, dei quali poi si farà un po' di farina e si produrrà qualche dolce, insomma. Bene, e allora per concludere questa intervista direi al sindaco se accenniamo ancora 2 note, una nota che sia adeguata a tutti questi prodotti che in qualche modo ci riportano alla nostra storia, alla nostra tradizione. Rovigno in musica, perché chi vive in Val Trebbia non può altro che amare la natura e la musica, la vera musica. La cuoca che si chiama? Stefania. Anche lei è qui di Locco? Sì. Come si stanno comportando questi ragazzi che aiutano? Sono la nostra forza, sono grandissimi. Lei da quanti anni collabora con questa Expo? 10 anni. Quindi è stata una di quei volontari che hanno dato il via a questa festa? Esatto.
insieme a tutti noi, perché poi siamo sempre lo stesso gruppo. E cos'è che vi tiene uniti, che vi fa andare avanti? Perché insomma le difficoltà sono tante, non ultimo il tempo. Forse siamo matti, perché poi all'inizio dell'Expo cominciamo a litigare, ma poi va tutto bene ed è bello perché siamo in tanti e siamo uniti. Bene, allora invitiamo tutti quelli che ci ascoltano a venire all'Expo per degustare anche proprio dei prodotti tipici qua. Quali sono? I funghi, i salumi del nostro negozio qua a Loco e non saprei cos'altro dirvi. La verdura, abbiamo le frittelle di verdura stasera con i nostri fiori di zucchine. Non solo nel periodo dell'Expo, ma anche poi durante l'estate si può venire a visitare questa località. Certo, facciamo anche tante feste, tante sagre come Proloco, è bellissimo e si sta bene. Ci sono tanti giovani all'Expo dell'Alta Valtrebbia che aiutano tra gli stand. Allora, intanto conosciamone alcune. Come ti chiami? Gioele Bianchi. Letizia. Andrea Dondero. Allora, voi come siete stati coinvolti in questa manifestazione? Beh, intanto abitiamo tutti qua a Loco e poi mio zio Alessio Bianchi, esatto, l'organizzatore, quindi io sono coinvolto da subito, esatto, in prima persona. Come si sta qua a Loco? Come si vive? Benissimo, davvero bene. D'estate io credo sia un paradiso. Fiume, monti, fresco, silenzio. Come fate per gli spostamenti? Riuscite a organizzarvi anche per gli studi? Sì, diciamo di sì, da quando siamo cresciuti è un po' più facile, poi vabbè, ci arrangiamo. Anche tu sei di Loco? Sì, io sono di Loco, sì, sì. E studi dove? A Genova. E come fai a spostarti? In macchina, alla macchina, se no ci sono le corriere. Che cosa ti piace di questa Expo, di questa manifestazione? Tutto, quest'anno è bellissimo tutto, ci sono un sacco di cose nuove, intrattenimenti per bambini, e anche grandi, adulti, di tutto. È bello quest'anno. Quali sono le bellezze qua di Loco? Direi il fiume, quello di sicuro. Poi non lo so, io credo che come tutti i paesi di questa vallata sia molto vicino a dei boschi bellissimi, quindi voglio dire, è un attimo. Bene, allora buona Expo. Grazie. Grazie.